Ritorna anche quest'anno il più grande scambio libri di test usati di tutto il Veneto, organizzato dall'Unione Comitati Genitori Scuole Superiori Bassanesi e l'Assessorato alle Politiche dell'Infanzia, Giovani Generazioni e Sport. Per 5 giorni al Pala 2 in città, da lunedì 8 luglio a venerdì 12 dalle 16.30 alle 19.30, si incontreranno domanda e offerta per lo scambio libri tra i ragazzi delle scuole superiori. Lo scorso anno 3.000 partecipanti, risparmio alle famiglie in una cifra stimata di 70.000 euro, 200 le postazioni di scambio rispetto ai 150 dell'anno scorso, con incremento di Infopoint. Grande responsabilità nei confronti di tutto ciò che riguarda il mondo della scuola, quindi anche l'utilizzo del materiale scolastico, il risparmio economico per le famiglie, il rispetto ambientale, quindi tutto ciò che riguarda il bello e il buono che possiamo ricavare da questi giovani per quanto riguarda principio di economia e di rispetto ambientale. Importante perché noi possiamo così risparmiare nell'acquisto dei libri. Giustamente per mia figlia, che anche lei adesso arriva al secondo anno, pensa di trovare qualcosa in questa. Quanto risparmierebbe all'anno? Io penso un 10%, un 15%.